Giovanni Falsone sarà il nuovo tecnico del Pro Favara, lo annuncia con un proprio comunicato stampa la stessa società. L'anno scorso ha allenato l'Acregas in promozione, perdendo la finale playoff. Per Falsone si tratta comunque di un ritorno, infatti lui è stato con la Pro Favara nella stagione 1994, a soli 27 anni, e quindi viveva le prime emozioni sulla panchina gialloblu. Inoltre Falsone sarà affiancato da un team di professionisti dello staff del professor Pietro Tamburo, noto professionista con 40 anni di esperienza nel campo della fisioterapia e posturologia, ideatore dell'omonimo metodo Tamburo Human Performance e con numerose esperienze nei professionisti, tra le quali spiccano Milan, Empoli, Catania e Messina, e l'anno scorso e quest'anno a Picerna. Infine la dirigenza augura un grosso in bocca al lupo al mister Giuseppe Balsamo, che lo si ringrazia per i risultati raggiunti in questi anni con addosso i colori della fede calcistica. Nasce, e questa è un'altra novità, è lo Sporting Vallone, società nuova di zecca che consentirà di rappresentare Campofranco e Mussomeli nel prossimo campionato di eccellenza. E la nuova società si è immediatamente attivata mettendo a segno i primi colpi di mercato. L'allenatore sarà Curzio Sclafani e si avvarrà della collaborazione di Salvatore Scozzaro nella veste di preparatore atletico. Cosimo Panepinto e Fabio Messina sono i primi puntelli ai quali si è aggiunto il fantasista Giuseppe Polito e il centrocampista Raffaele Palazzo.